Michelin presenta lo pneumatico senza aria. Renault Twingo torna sul mercato, tutta nuova nell'edizione 2019. Yamaha apre le porte del suo stabilimento di Gerno di Lesmo. It's a revolution. It's our vision of the future of mobility. Siamo qui a Montreal, a Moving On, il summit della mobilità sostenibile promosso da Michelin. Nel 2017 Michelin ha presentato qui il suo pneumatico Vision, cioè la visione di Michelin di come sarà il pneumatico del futuro, che sarà un pneumatico airless, senza aria, stampabile in 3D, completamente rinnovabile e connesso. Nel 2019 a Moving On Michelin ha presentato Aptis, il primo tassello appunto di questa visione del pneumatico futuro. Primo tassello perché è un pneumatico senza aria. Ma perché un pneumatico airless senza aria è un pneumatico sostenibile? Ogni anno circa 200 milioni di pneumatici vengono gettati via prima della fine del loro uso perché vengono danneggiati per forature oppure altri danneggiamenti che non li rendono più utilizzabili. Quindi un pneumatico senza aria non va incontro a foratura e non va incontro a questi danneggiamenti, quindi vuol dire risparmiare ogni anno 200 milioni di pneumatici che non vengono fabbricati, quindi un minor uso di materia prima. Ecco perché parliamo di mobilità sostenibile quando parliamo di un pneumatico airless come questo presentato oggi, Aptis. È un progetto concreto nato in collaborazione con General Motors che vedrà la luce nel 2024. Renault Twingo si rinnova. Dopo 26 anni di successi con oltre 3,7 milioni di unità vendute, la piccola della casa francese torna sul mercato nella versione 2019 che si sposa ancora di più con i gusti e le esigenze dell'utente urban e strizza l'occhio in particolare al pubblico femminile. Novità sul fronte del design che la rendono più moderna e accattivante, a rinnovarsi poi anche la veste grafica della calandra con prese d'aria dinamiche laterali che contribuiscono alla sensazione visiva di un veicolo più largo. Inoltre non manca la possibilità di personalizzarla ad hoc in esterni e interni. La nuova Twingo è anche più spaziosa grazie alla lunghezza di carico di 2,3 metri, la più ampia del suo segmento, a cui si aggiunge la capacità di carico fino a 980 litri. Non solo più accattivante ma anche più agile e dinamica, colpisce il raggio di sterzata record di 4,3 metri, ideale per affrontare manovre al millimetro in città. In più Renault inaugura le nuove motorizzazioni benzina SCE 65 e TCE 95 conformi alle normative Euro 6 di Temp, ordini che sono iniziati a giugno con prezzi a partire da 11.450 euro. Yamaha, azienda leader nella produzione di moto e strumenti musicali, ha aperto le porte della sua sede di Gerno di Lesmo per raccontare tramite l'evento Two Yamahas One Passion Art Lab tutte le attività che si svolgono all'interno di quello che è un vero e proprio laboratorio strategico, creativo e logistico. L'unico posto al mondo in cui Yamaha Motor e Yamaha Music si incontrano, due aziende separate ma unite dalla stessa medesima passione. Una storia, quella di Yamaha, tutta da raccontare. Inizia nel lontano 1887 quando Torakuso Yamaha costruì il primo organo a canne. 3 anni dopo iniziò la produzione sia di pianoforti verticali che a coda. Per quanto riguarda la divisione moto bisogna invece arrivare al 1955. Nella visita a porte aperte si è potuto assistere a come viene creata una moto, dall'analisi di mercato ai progetti alla modellazione sino alle verifiche e alla produzione. Nel sito lombardo hanno visto la luce numerosi modelli come ad esempio la Teneré, la ciliegina sulla torta e poi il comparto MotoGP, dove è conservata la bestiale M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales.